Siamo qui con Marco Bandieri, il portiere della Rotellistica. Primo tempo giocato bene, una bella partita. Secondo tempo, col fatto che loro proprio avevano 2 gol di vantaggio, sono chiusi, partita nervosa e poche occasioni. Allora sì, secondo me abbiamo giocato bene, molto bene il primo tempo. Peccato per quei 3 minuti di buio dove abbiamo subito praticamente 3 gol, ci siamo un po' addormentati un po' tutti, abbiamo commesso degli errori corali, loro sono stati bravi a approfittarne e andare sul +2. Poi al secondo tempo, come hai detto te, sì, loro si sono chiusi, sono ripartiti in contropiede, ce l'abbiamo fatta a segnare il gol del 3-2 che ha riaperto la partita, ma subito dopo poco su un episodio strano, perché su un passaggio, una deviazione di Matteo, la palla è entrata in porta, anche un po' di sfortuna. Comunque stasera abbiamo preso 4 pali, siamo stati, ecco, a me non mi piace attaccarmi alla sfortuna, però diciamo che gli episodi stasera non ci sono andati a favore, ecco. Comunque il Matera è venuto qui, ha fatto la sua bella partita, hanno degli ottimi giocatori, un ottimo allenatore, esprimono un bel gioco, è una nostra rivale, quindi ci sta di perdere. Peccato, perché secondo me abbiamo per gran parte della partita tenuto il pallino del gioco in mano, però purtroppo lo sport è questo, a volte crei, giochi bene e perdi, a volte giochi peggio e vinci, e stasera è andata male. Continuiamo a lavorare in vista del ritorno, che ora c'è tutto il girone di ritorno, e noi continuiamo a lavorare tranquillamente come stiamo facendo da inizio anno.